benvenuti in un nuovo video. Ora sono giunto al video numero 2 del perché il Napoli non vincerà mai il terzo scudetto. Questi sono i motivi esterni che non dipendono dalla volontà della società sportiva Calcio Napoli e dei calciatori del Napoli di voler vincere lo scudetto. Sono impedimenti che sono probabilmente i più difficili, se non impossibili, da superare, perché mentre quelli che ho elencato nel primo video, troverete il link in descrizione sotto, possono essere migliorati correggendo comportamenti dei tifosi e correggendo le politiche della società, questi purtroppo c'è una sola soluzione per risolverli e non si possono certamente risolvere nell'ambito della Repubblica Italiana. Allora, l'Italia non è uno Stato equo, non è uno Stato dove tutti quanti siamo uguali, dove non tutti quanti abbiamo gli stessi diritti. Esistono gli italiani e esistono i terroni, esiste l'Italia, esiste la colonia. L'Italia termina a Roma e poi ci sono delle zone dell'Italia, di questo Stato italiano, che non appartengono, sono una colonia a tutti gli effetti. Qui alle mie spalle tutti i libri che parlano della storia di Napoli e del Risorgimento. Che cosa è stato il Risorgimento per noi? Per noi che siamo dell'ex regno delle due Sicilie, è stato una guerra di conquista, non è stata una liberazione, è stato praticamente che eravamo un paese ricco, il terzo più industrializzato del mondo, eravamo tra i primi paesi nell'agricoltura, eravamo all'avanguardia con le tecnologie più avanzate, proiettati nella ricerca scientifica come paese che investiva tanto nella ricerca scientifica, aveva eccellenze scientifiche, aveva menti geniali. Nel nostro paese immigravano persone non gente terra, ma immigravano grandi cervelli. Noi importavamo cervelli, scienziati, ingegneri, persone che erano di grande valore, che contribuivano insieme alle nostre menti geniali a far diventare questo paese grande. E nel 1860 un paese infrancesato, dove si parlava il francese, il Regno di Sardegna, ha deciso tra il 1859 e il 1860 di espandersi e di conquistare tutta la penisola italiana. E questo paese, il Regno di Sardegna, ha invaso il Regno delle due Sicilie e lo ha saccheggiato. Non si è limitato solo a prendere le ricchezze materiali, ma soprattutto ci ha levato la dignità. Da quel momento che cosa è successo? È stato deciso, ed è stata una cosa che è partita dal capo del primo presidente della Banca d'Italia, per cui le politiche decidono sempre i banchieri, ha detto: i meridionali non devono più intraprendere. Cosa significa? Significa che non devono più competere, non è che non devono solo fare impresa e fare gli imprenditori, significa che non devono più competere col nord. Il nord in qualsiasi cosa, in qualsiasi ambito, deve competere da solo, come se uno facesse una corsa da solo senza competitori. È normale che poi arrivi primo, così deve essere in qualsiasi campo, non solo nel campo economico ma anche nel campo sportivo. Ecco perché poi su oltre 100 campionati vediamo che a sud dell'Appennino tosco-emiliano, per cui comprese pure zone che non sono la colonia, c'è la Toscana, il Lazio, sono stati vinti solo 10 scudetti, 2 dalla Fiorentina, 5 dalle squadre romane e 2 dal Napoli e 1 dal Cagliari. Ma in realtà la colonia ha vinto solo 3 scudetti, 2 del Napoli e 1 del Cagliari. È tutta abilità questa? Non è tutta abilità, è dovuta al fatto che loro devono vincere per forza e devono vincere anche in modo illecito. Il Risorgimento non ha rappresentato solo saccheggio e conquista, ha rappresentato anche un genocidio. Il Risorgimento porta avanti delle ideologie che rappresentano la sopraffazione, volontà di conquista, sterminio, arroganza,
razzismo, e tutte queste cose sono incarnate nello spirito delle grandi squadre del nord, anzi una squadra del nord più di tutte le incarna tutte, non solo come squadra ma anche come tifoseria. E questa squadra, che è poi della città da cui è partita questa serie di guerre di conquista di tutta la penisola, cioè Torino, è la Juventus. La Juventus è una squadra risorgimentale, una squadra garibaldina al 100%, nell'accezione peggiore del termine, e rappresenta queste cose. Possiamo vedere nella storia del calcio che gli scudetti vengono quasi sempre presi, carpiti con campionati falsati da tre grosse squadre, Juve, Inter e Milan. Ma mentre Milan e Inter, quando vincono o carpiscono i loro scudetti, lo fanno sempre ai danni di squadre del centro-sud, e non l'hanno mai fatto ai danni della Juventus, perché se succede delle cose contestate, degli episodi contestati arbitrali, l'Inter e il Milan subiscono contro la Juve. Vedi il gol di Montari, vedi il fallo di Pjanic, o vedi per esempio altri episodi, per esempio il campionato 96-97, che pure la Juve lo carpì ai danni dell'Inter. Ecco, loro lo subiscono, però a loro volta poi si rifanno con le squadre del centro-sud. Invece la Juve riesce a sopraffare sempre tutte le altre squadre, perché appartiene all'unica vera famiglia reale dell'Italia, gli Agnelli, che là bisognerebbe fare decine e decine di video per spiegare che cos'è la Juve, cosa sono gli Agnelli, eccetera. E in un contesto del genere è chiaro che il Napoli non può vincere. Il Napoli, per il principio che i meridionali non devono più intraprendere, cioè non devono più competere, non è che non dovrebbe competere per vincere lo scudetto, non può neanche competere per lo scudetto, anzi non dovrebbe stare neanche in Serie A. Diciamo che per questo principio i meridionali non devono più intraprendere, le squadre del sud dovrebbero arrivare massimo alla Serie C. Invece Napoli non solo è in Serie A, ma lotta per lo scudetto, e già solo il fatto di lottare per lo scudetto è già una vittoria. Ed è chiaro che in un contesto del genere il Napoli non vincerà mai il terzo scudetto. L'unica possibilità che il Napoli potrebbe avere per vincere un titolo nazionale è nel caso le due Sicilie si staccano dall'Italia, riottengono l'indipendenza, allora il Napoli si fa il suo campionato per fatti propri, allora comincerebbe a vincere tanti scudetti che logicamente non si conterebbero come terzo, quarto, quinto, ma sarebbero il primo, il secondo e il terzo, e quei due vinti con l'Italia all'epoca di Maradona sarebbero un conteggio a parte. Pensate che quando l'Austria fu conquistata dalla Germania nazista, in pochi anni che appartenne alla Germania nazista, il Rapid Vienna riuscì a vincere un campionato tedesco, partecipando solo 2 o 3 anni. Per cui diciamo che il Napoli è l'unica squadra al mondo ad essere riuscita a vincere 2 scudetti in un campionato straniero e ostile. Ci sono anche altre squadre come il Monaco che partecipano a un campionato straniero, ma il Monaco non è come campionato ostile come lo è per il Napoli. E per questo io credo che il Napoli non vincerà mai in omnia secula et seculorum il terzo scudetto. È più facile per il Napoli riuscire a vincere la Champions League che il terzo scudetto, e anzi il Napoli deve puntare, per il prestigio che porta la Champions League, a vincere la Champions League e non perdere tempo con queste cose inutili, quando lo scudetto bene o male se lo carpiranno sempre le 3 strisciate, ma soprattutto la strisciata senza colori, cioè la Juventus. E qualcuno potrà dire che io sono un antisportivo, eccetera. No, io sono una persona sportiva perché credo nei valori dello sport, ho sempre applicato le regole del fair play. Quei valori di sport sono anche valori di vita per me, e proprio perché sono un vero sportivo non posso che odiare la Juventus, perché rappresenta tutto il contrario di quelli che sono i miei principi, l'antitesi dei miei principi. Anche se queste cose non vi sono piaciute, non mi interessa, io non voglio chiudere tutti e 2 gli occhi davanti a episodi macroscopici come il gol di Montari entrato mezzo metro dentro, che si vede che
Buffon l'ha levato dalla porta, il gol di Turone, o per esempio il rigore parecchi metri fuori dall'area di rigore, la finale con i morti dell'85 dell'Eisel e tante altre cose. Non voglio chiudere, io ho tutti e due occhi di episodi macroscopici. Io sono una persona onesta, perciò dico le cose come stanno. Se questo può comportarmi di avere meno iscritti non mi interessa, non mi interessa avere 90.000, 100.000 iscritti, di cui una stragrande maggioranza non sono onesti intellettualmente. Io invece di avere 100.000 iscritti con 90.000 non onesti intellettualmente, preferisco averne 10.000 solamente, però tutte persone profondamente oneste. Per cui chi si iscriverà al canale, chi attiverà la campanella delle notifiche, chi metterà mi piace, io so in partenza che sono tutte persone intellettualmente oneste e moralmente oneste come sottoscritto. Poi ci saranno i non mi piace, ma metteteli pure i non mi piace, quando chi mi metterà i non mi piace non avrà il coraggio di commentare. Potete lasciare un commento, sempre un commento civile, è importante. Gli insulti potrei lasciarli anche, gli insulti, però se sono troppo offensivi poi mi dovrò regolare di conseguenza, anche se sono una persona pacifica mi dovrò regolare di conseguenza per quegli altri insulti là. Cercate di essere persone civili e corrette. Questo è il motivo per cui il Napoli non vincerà mai il terzo scudetto, e io dico ai tifosi del Napoli dobbiamo puntare tutti quanti in massa a spingere la squadra a vincere la Champions League, che sarebbe una soddisfazione non indifferente. Il video è finito, arrivederci a tutti e ai prossimi video.